Nel centenario della Grande Guerra, nella rivisitazione della tragedia mondiale, rovistando nei cassetti, negli armadi, nelle panche e nelle soffitte, vengono alla luce immagini e ricordi, cimeli di ogni sorta, che tornano a parlare. Sono voci e fili che nel tempo rianimano i volti di bisnonni e prozii, legandoli ai volti di oggi, di pronipoti inconsapevoli. Nel corso del 2014, il gruppo regionale Veneto del Club Alpino Italiano, tra altri eventi organizzati, ha predisposto, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto, un concorso rivolto al mondo della scuola, titolato I Sentieri della Grande Guerra, con l'intento di stimolare proposte didattiche e visite guidate ai luoghi della memoria da parte degli studenti delle scuole del Veneto. Si sono anche suggeriti alcuni temi, come esperienze di rivisitazione e interpretazione dei luoghi della Grande Guerra, opere difensive realizzate lungo i confini di guerra, condizioni di vita dei soldati e o della popolazione civile coinvolta, comportamenti e azioni dei soldati sul fronte alpino. A tale iniziativa erano destinate una decina di borse di studio per le classi vincenti di ogni sezione, in ognuna delle tipologie del bando. Ma avevamo sottovalutato l'interesse suscitato attorno a questo progetto. Non pensavamo che andasse in questo modo. Sono pervenuti i lavori di ben 58 classi, distribuite sui 3 ordini della scuola primaria e secondaria, ma ben 77 hanno concorso nelle 3 diverse tipologie ed aprendo le buste abbiamo raggiunto il vertiginoso totale di 188 elaborati, per il fatto che ogni classe poteva presentare fino a 3 lavori. Un bell'impegno per la giuria, cominciato a giugno e terminato a settembre. Non pensavamo proprio di ottenere tanta attenzione. Ad ogni busta aperta si apriva un mondo. Soldati in divisa, convogli in partenza, truppe in marcia, foto di trincee devastate, immagini di paesi distrutti e di esuli in cammino, di armi per distruggere, e lettere e racconti, e diari e oggetti conservati. La memoria individuale diventa collettiva, prende corpo, comincia ad animarsi. I tanti fili dipanati nelle nostre case, nelle nostre comunità, diventano nelle scuole tante matasse che le ricostruzioni, le rivisitazioni, le simulazioni hanno composto. Si comincia così a capire la guerra non come sterile cronologia di fatti e di luoghi insignificanti, ma come storie di tante vite con un unico destino. Storie vissute da protagonisti, oggi comunque scomparsi. Tanti fili del tempo, tutti diversi, originali e impregnati di emozioni e sentimenti. Tra gli elaborati, come non ricordare una sorta di giornale in cui una classe di scuola elementare racconta la guerra patita da madre terra, che come un essere vivente racconta il peso degli scarponi dei soldati, la ferita delle trincee, la lacerazione delle granate che scoppiano sulla sua pelle. Come non ricordare i tanti disegni colorati a mano? Sembra di sentire nell'aria l'odore dei pastelli e di vedere i volti pensosi dei bambini impegnati a raffigurare una cosa più grande di loro. Come non immaginare i bambini concentrati davanti alla videocamera a raccontare storie e filastrocche in dialetto? E come non considerare tra tutti la partecipazione di 2 elaborati provenienti dall'ospedale pediatrico di Padova, prodotti da ragazzi che hanno lavorato in condizioni di forte disagio fisico. Quante immagini, storie, documenti, raccolti anche da alunni più grandi delle medie e delle superiori, come quelle che escono in forma di pensieri lontani da un cappello d'alpino. Le lettere in lingue diverse, macchiate dal tempo, calpestate, rovinate, che escono da un sacco di tela chiuso da un filo di reticolato, ritrovato tra i resti di trincee dai giovani del WhatsApp. Diari ricostruiti, invecchiati con macchie e bruciature, come erosi dal tempo, ma palpitanti di ricordi e documenti. Videoracconti raffinati e fantasiosi, sceneggiature teatrali, animazioni di figuranti, disegni artistici e creativi, rivisitazione di foto storiche con diverse tecniche pittoriche, graffiati, incisi, turbinosi e infine plastici con meticolose ricostruzioni di trincee e campi di battaglia. Quanti tesori, quante meraviglie in quelle buste. È stata una risposta di straordinaria ricchezza.
Avevamo certamente sottovalutato l'interesse suscitato e proprio per questo è stato deciso di allargare il numero dei premiati, con un incremento del montepremi, riconoscendo anche il valore di alcuni ulteriori lavori segnalati dalla giuria ed arrivando a un totale di ben 22 lavori premiati. È doveroso un grazie agli insegnanti che da tante scuole del Veneto hanno accolto la nostra proposta, la lungimiranza della Regione Veneto che ha creduto nel nostro progetto, l'intera giuria, la cui resistenza è stata messa a dura prova per far fronte al volume di lavoro inatteso. Il progetto I Sentieri della Grande Guerra è stato un'esperienza realmente indicativa di come scuola e CAI possano collaborare nella costruzione di opportunità formative e come buoni percorsi di ricerca possano tendere alla formazione condivisa di una coscienza sensibile e attenta nei futuri cittadini di domani.